Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli del pomeriggio. Tragedia familiare a Cianciano nell'Agrigentino, dove un uomo ha accoltellato la moglie e i suoi due figli. Gravi le condizioni dei piccoli trasportati in elisoccorso a Palermo. Sono stati identificati e arrestati i presunti responsabili della sparatoria avvenuta alle spalle di Piazza Duomo a Messina la notte fra il 18 e il 19 maggio scorsi, in cui era rimasto ferito un ventenne. Si tratta di un noto pregiudicato e di un minorenne. Sono accusati di tentato omicidio. Ricorre oggi il 32esimo anniversario della strage di Capaci, tante le iniziative a Palermo a cui hanno preso parte diversi esponenti delle istituzioni, fra questi il ministro Piantedosi e il capo della polizia Vittorio Pisani, che hanno deposto una corona d'alloro alla caserma Lungaro. Cateno De Luca e Carmelo Satta, presidente nazionale della FENAPI, saranno risarciti per ingiusta detenzione. Ciò in riferimento al processo che li vedeva imputati per associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale, nel quale sono stati assolti in primo grado nel 2022. Chiudiamo con il meteo. Domani ultimo giorno di sole in Sicilia prima dell'arrivo di una nuova perturbazione che colpirà l'isola nel weekend. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.